Sì. Dottoressa Liviero, Veneto Agricoltura ovviamente in prima linea per quanto riguarda questi stati generali della pesca 2020. Sì, abbiamo ricevuto incarico dalla Regione Veneto anche in questa edizione, la prima appunto è stata nel 2014, di seguire diciamo, il coordinamento tecnico-scientifico degli Stati Generali della Pesca, nonché l'organizzazione di queste 4 giornate che si terranno in Veneto a partire da martedì 5 luglio. 4 appuntamenti, 4 tappe fondamentali, o meglio 3 tappe per poi l'arrivo per la chiusura a Venezia dove si presenterà anche il libro bianco della pesca. Sì, 3 tappe principali sono appunto a Chioggia, a Pila di Portotolle e a Caorle, che sono le nostre emblematiche marinerie e quindi i centri di pesca per eccellenza e si è voluto scegliere proprio queste sedi proprio per questo motivo, per dar più voce ai pescatori in casa loro. L'ultima giornata, la giornata dedicata invece alla pesca professionale in mare, è dedicata al distretto, a un più ampio respiro. Avremo presente molte autorità sia nazionali che dell'Unione Europea e questo sarà un momento per i pescatori per fare le loro proposte gestionali, perché con la Regione Veneto in quest'ultimo periodo abbiamo studiato, abbiamo cercato di fare dei piani di gestione per i singoli sistemi di pesca, in accordo ovviamente sempre in linea con le organizzazioni professionali, gli operatori del